Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su PES 2013, ragazzi purtroppo non posso parlare fortissimo perché è tardi. Allora, ho fatto 2 partite in panchina, praticamente non sono mai entrato, si vede che c'è un turnover comendiano da parte di Mourinho, siamo contro il Manchester adesso, siamo titolari, quindi forse un turnover per la partita col Manchester appunto e la Champions League che tra poco, insomma adesso vediamo contro chi siamo in Champions, no. In Champions siamo contro la Lazio. Ok, andiamo. Ragazzi, Chelsea, Manchester United. Vai Comendone. Siamo un po' lontani dal Tottenham, però crediamoci, le 2 partite le abbiamo vinte comunque. Contro lo Swansea e l'altra non me la ricordo contro chi abbiamo giocato. Cicciarito. Fabio. Van Persie la da Cicciarito, il Cicciarito attenzione no, il Cicciarito, c'è il gol, gol del Manchester, porca puttana, gol del Manchester 1-0. Seconda frazione di gioco, Manchester United 1, Chelsea 0. Se perdiamo questo il campionato è andato, Evans, Valencia, Nani, per Fabietto a Cleverly da Welbeck, attenzione, prova il cross, Welbeck, bravi ragazzi, dai contropiedone. Bravo, lanciami alla grande, vai Comendone. Questa è la tua occasione. Vai Comenda, il Comenda entra in area. Il Comenda! De Gea. Parata di De Gea, ragazzi. Va di testa e ancora De Gea, non ci voglio credere. Doppia parata di De Gea. Non ne va una giusta con le grandi, ragazzi, non ne va una giusta. Welbeck. Oh, ciao Welbeck, super gol di Welbeck, incredibile. Dominiamo noi, segnano loro. Vaffanculo, va. Vai Gembaba. Tira e c'è il gol! Dai cazzo, siamo ancora vivi. Dai Fioi. Dai che la recuperiamo. Stavolta la facciamo noi il beffone. Cleverly. 8 minuti, no, che difesa di merda. Cicciarito. Palo. Qualcuno ci vuole bene, dai. Bravo Cech, dai che la possiamo ribaltare. Dai che la ribaltiamo. Bravo. Vai Comendone, è una prateria. Il Comendone prova il tiro. Non ci credo. Palo. Non ci voglio credere. Che sfiga. Che sfiga comendiana, porca puttana. Smalling, niente con le grandi e così ragazzi, abbiamo una sfiga clamorosa. Che schifo però, Dio santo. Nani recupera sto stronzo. Bravo Comendone, ottima sponda, veloce adesso. Recupera ancora il Comendone. Vai Comendone, fuori. Niente da fare, sconfitta immeritatissima, che sfiga. Oh. Cleverly, finita, vaffanculo. Siamo secondi a troppi punti. Ragazzi, in vista della Champions League mi sono tagliati i capelli e vaffanculo, capello pazzoide comendiano, cioè mai fatto nella realtà capelli così. Sempre alla Torres, alla Beckham, insomma sono quelli capelli che mi piacciono, con le righe in mezzo, righe in parte, ma così super pazzi non li ho mai fatti, però visto che siamo in un momento un po' difficile, vorrei dare una svolta anche al look comendiano con questi capelli
belli corti, speriamo bene. Champions League, Lazio, Chelsea. Bravi ragazzi, bravi ragazzi, bravi ragazzi. Va il veneziano entra in area, Golazzo i Champions. 1-0 all'Olimpico e silenzio. Zittisce tutto il Comendone con un super gol. Grande Comendone, gol pesante questo in trasferta. Mikel Hernanes. Dai, fischiala che portiamo a casa sto 1-0 pesante. Lancia, vai, tu hai niente da fare, recuperare la Lazio. Vabbè, 1-0. Buon risultato comunque, golazzo comendiano e si gode. Grandi ragazzi. Abbiamo ipotecato i quarti. Molto bene in campo, spero il Comendone. Perfetto. Vai Comendone, bravo. Vai subito, lanciami. Bellissima azione del Chelsea. Il Chelsea c'è il gol. 1-0. Silenzio, il Comenda è tornato anche in campionato. Grande Chelsea, grandissimo Chelsea, grande azione, grandissimo gol del Comendone. Mamma mia che gol! Mamma mia che gol, ragazzi! Cosa ha fatto Hazard? Madonna! Gol mostruoso. Capolavoro meraviglioso. Ciao portiere. Dai, incorniamola. Il Comendone da golazzo comendiano. Golazzo comendiano, che classe, guardalo. Bello come il sole, 2 gol. Proprio da solo mi hanno lasciato, mamma che pippe, guarda. Oh, pelelatta, ciao. Il difensore ha dato fastidio al portiere, il Comendone in tribuna e una in panchina. Avevo tutte e due le volte, allora quella in tribuna avevo la barra nera proprio giù e invece blu qui in panchina, quindi 2 partite ero fuori forma. Però per fortuna abbiamo vinto, eravamo contro 2 squadracce, contro il Norwich, non mi ricordo, insomma Crystal Palace mi pare. Il Tottenham ha sempre 3 punti di vantaggio, quindi siamo ancora in corsa e che sono un po' preoccupato perché abbiamo perso col Manchester, con l'Arsenal, col Liverpool, col City, con Tottenham, con tutte le grandi abbiamo perso. E niente, adesso c'è la Champions League, speriamo di giocare, speriamo di avere una forma migliore, vediamo un po' la forma. Vedi, ancora non sono proprio informissima. Sto per un ritorno, il Comendone non ha giocato purtroppo. Però siamo passati tranquillamente, siamo ai quarti ragazzi, che goduria. Vediamo la classifica capocannonieri. Champions League. Ibra 10 gol purtroppo, porca puttana. Vabbè, panchina contro lo Stoke City. Mourinho. O mi vuole veramente preservare per la fine della stagione, non lo so. Comunque sono talmente in tanti, tutti sopra il 90 di parametri, che è chiaro che deve fare del turnover. Cioè Hazard, Mata, Augusto, Ba, Piazon, Schürrle, cioè. Ma siamo un squadrone mostruoso. Lampard. Beh ragazzi, entra il Comendone al 70esimo. Siamo 1-1 purtroppo. Partita orribile. Eravamo anche in svantaggio, ma Eurogol su punizione di Mata. E vai ragazzi, ho sentito il Comendone, vinciamo. Fallaccio. Beh, ragazzi, non possiamo perdere punti contro lo Stoke. Madonnina santa, dai. Secondo gol su punizione di Mata, dai. Eccolo. No, fuori. Dai, dobbiamo vincere, cazzo. Dai, Comendone, che sei bello fresco. Non perdiamola. Il Comendone prova il tiro, fuori. Porca mignotta, fuori. Vai Comendone, 1 contro 1 e la sbaglia. Ma porca miseria.
Non perderla, non perderla. Merda. Sci. Attenzione, attenzione, vai, ti prego, portiere, portiere, vai, check, bravo, check. Stiamo buttando via 2 punti vergognosi, scandalosi. Wellan. Bravi ragazzi, molto bene, vai Comendone, involati. No. Dai, 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 dai. Vai Comendone, ti prego, non sbagliarla. Comendone, prova il tiro fuori. Non ci credo, il Comendone è disperato. Il Comendone è disperato, non ci voglio credere. Forse era calcio d'angolo, però boh, mi sembrava un po' deviata, ma va bene lo stesso. Palacios. Occhio. Mancano 4 minuti ormai, stiamo buttando via 2 punti. Porca mignotta. No, ci siamo incoglioniti da soli, non ci credo. Walters. Palacios. E c'è il gol dello Stoke, incredibile. Come buttare via un campionato? Pazzesco, amici. Un Comendone veramente incazzato nero perché aveva perso una partita che era già vinta, cazzo, con una squadra del genere. Il Comendone prova il tiro di testa, è finita. Adesso sì, il sogno Premier è veramente impossibile, eh? Sconfitta comunque immeritata, è arrivato un gol di merda. Finisce qua. Stoke City 2, Chelsea 1. Male, il Comendone 6. Andiamo a classifica. Il Tottenham ha pareggiato. Che culo obeso. 4 punti di svantaggio, possiamo ancora recuperare. Ragazzi, sorteggio di Champions, quarti di finale Manchester City-Chelsea, quindi Euro Derby inglese, Roma-Juve, quindi altro Euro Derby, Benfica, Bayern Monaco e PSG Real Madrid. Vai Veneziano, prova il tiro Veneziano e c'è un Eurogol da fuori area. 1-0 Comenda, 1-0 Chelsea e vaffanculo. Bellissimo gol, ragazzi. Non può fare niente il portiere. Dai, cerchiamo di vincere almeno questo Liverpool. Siamo a 4 punti dal Tottenham. Lucas, Henderson, José Enrique. E il Comendone ancora recupera. Quando il Comendone gioca così mi fa impazzire. Bravissimo il Comendone, sono 2. Silenzio all'Anfield Road. Liverpool 0, Chelsea 2. Doppietta comendiana. Mamma mia, che azione, ragazzi. Op, 2-0. Touré, José Enrique, Bianchers e Whitson. Dai ragazzi, mancano 10 minuti. Passala. Bravi. Vai, tira. E c'è il triplettone comendiano. 3-1. Triplettone comendiano. Bello come il sole.
Grande veneziano. Grandissimi, 3-1 alla Effield Road, triplettona veneziana, cioè non ho parole, Abbiamo giocato alla grandissima e stavolta arriva la prima vittoria con una big. E mignottona ladra, non era possibile, è sempre sta sfiga, oh. Veneziano quando gioca così comunque è devastante. Allen. Grandissimo 3-1. Grandissimo 3-1 ragazzi. Comendone 8. Va bene. Il Tottenham ha vinto purtroppo. E siamo sempre a -4. Dai veneziano. Di testa il comendone per poco. Sinclair. Richards. Dai un po' di fortuna. E c'è il gol del Chelsea. C'è il gol del Chelsea, Piazzon. Incredibile Piazzon. Ragazzi, stiamo calmi però. Stiamo ben calmi che manca ancora tanto. Kolarov. Sinclair. Kolarov. Supera il comendone Kolarov. Da Sinclair. Rimessa per il Chelsea. Bravi, molto bene. Bravi ancora, bellissima azione del Chelsea. Molto molto bella. Cos'è? Punizione molto importante. Vai, e c'è fuori di poco. Vai Comendone. Bravo Comendone, vai Mata, entra in area, Piazzon, Lucas! Piazzon, la doppietta più importante della sua carriera, 2-0 a Manchester. Vai Comendone, chiudiamo sto quarto di finale, parata, ma c'è il Piazzon! Ragazzi, tripletta di Piazzon, incredibile, tripletta di Piazzon 3-0. Siamo in semifinale ormai, cazzo. 3-0 a Manchester. Comendone ha fatto una cosa bellissima e Piazzon la tripletta più importante della sua carriera, veramente. Dzeko. Dai, voglio scegliere anch'io. Non me l'aspettavo, cazzo, un Chelsea così. Ragazzi, tribuna contro il City nella gara di ritorno. Non me l'aspettavo, sinceramente, porca puttana. Volevo fare gol per la classifica capocannonieri, invece niente, tribuna come indiana. Ecco le semifinali: Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Roma-Chelsea. Ragazzi, ancora la Roma, e dopo la Lazio la Roma, e anche nel girone, quindi veramente una Champions League romana. Roma ha fatto una Champions strepitosa ed è arrivata in semifinale. Ragazzi, ho l'occasione di andare in finale, perché comunque la Roma è forte, ma l'ho già battuta. Molto bene. Classifica gol Ibra 12, ok, in fuga. Noi siamo a 8, ma va bene lo stesso. Andiamo al campionato. Siamo sempre a 4 punti dal Tottenham. E classifica gol, siamo a 22 gol, capocannonieri, molto molto bene. Quindi raga, il prossimo video è decisivo per la Champions, la FA Cup e la Premier League. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano,
Commenda veneziano, lo youtubers italiano.